Terza corsa del pomeriggio, vi ricordo che in questa corsa c'è un riporto sulla corsa trio. Sono 7 cavalli al via, 1 Diamond Wise L, 2 Dama di Corte, 3 Danny La, 4 Cosmico Polare, 5 D'Urso Amore SM, 6 Dio che bel, seconda linea 7 Citrosodina Oil. I favori nettissimi per Cosmico Polare, reduce da 4 primi a seguire, in sediolo Manuele Casillo. Macchina intanto che accelera con la velocità iniziale di Dama di Corte di Danny La, mentre è rimasto praticamente fuori corsa subito Dio che bel. Vediamo la lotta per la supremazia iniziale che vede ancora Danny La che attacca e dopo 200 metri esatti sopravanza Dama di Corte. All'esterno è invece D'Ursamore SM che ha anticipato Cosmico Polare. Dopo 400 metri si presenta su Danny La, viene via cattivo. Danny La prova a tenerlo per un po', ma poi lascia sfilare l'avversario che passa in 500 metri ed è nuovo leader, D'Ursamore SM con Giuseppe Leanza. All'esterno dunque Cosmico Polare al completamento dei 600 in 44,8, corsa che è venuta un po' più difficile per il favorito Cosmico Polare, che ora però risale gradualmente, raggiunge Danny La e prova ad avvicinare anche D'Ursamore SM al completamento degli 800 in 59,7. Continua Di Lena, D'Ursamore SM, Danny La sempre in seconda posizione con all'esterno Cosmico Polare, chilometro in 1,14,7, più indietro c'è Dama di Corte, poi Diamond Wise L, e intanto 500 al palo con Cosmico Polare che avvicina D'Ursamore SM a 400 dalla conclusione e a mezza lunghezza. D'Ursamore si mantiene però in vantaggio anche sulla curva conclusiva, prova a rimanere a contatto anche Danny La. Insiste Cosmico Polare su D'Ursamore che entra comunque in vantaggio addirittura d'arrivo, ultimi 180 metri di gara con Cosmico Polare che insiste all'attacco di D'Ursamore che tenta la difesa. Cosmico però ha forma talmente brillante che nel finale passa come vuole e vince per la quinta a seguire, secondo posto per un comunque valido D'Ursamore SM che precede ancora Danny La. 1,13,8 il ragguaglio conclusivo, 28,8 a chiudere, atteso proprio i 400 finali. Manuele Casillo per chiedere il massimo sforzo al proprio interprete. Vediamo le battute finali, la facilità con cui passa Cosmico Polare, che è in una condizione davvero strepitosa, vince ancora la quinta a seguire, secondo posto per D'Ursamore SM, al terzo finisce Danny La. Quinta quindi a seguire per Cosmico Polare, Manuele Casillo sempre in sediolo per conto di Gennaro Casillo, proprietà di Manuele Casillo.